Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno in sala, buongiorno da casa, buongiorno perché è una bella giornata, ma anche se fosse brutta fuori come temperatura, come tempo, è sempre una bella giornata stare in presenza del Signore. E iniziamo questo culto con questo versetto dal Salmo 26, Salmo 26, versetto 2, lo vedete anche sullo schermo. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova, purifica le mie reni e il mio cuore. Amen. Siamo nel primo mese del 2023 e possiamo ancora fare questa richiesta al Signore. Possiamo ancora chiedere al Signore di analizzarci nel nostro interno. Signore, fai un esame interno, una vera e propria radiografia di ognuno di noi. Indaga in ognuno di noi, Signore, in questo mese, in quest'anno. Purifica i nostri organi, quelli che ci fanno commettere dei peccati, Signore, che ci fanno commettere degli errori. E infatti questo canto che canteremo a breve dice proprio così: tu mi conosci e guardi in me, anche quando sbaglio, so che mi ami, la tua presenza è dentro me, in ogni istante so che mi ami. E se tu sai che il Signore ti ama, allora alzati in piedi e canta con noi con forza questo canto. Alleluia. Tu mi conosci e guardi me, anche quando sbaglio, so che mi ami, la tua presenza è dentro me, in ogni istante so che mi ami, so che mi ami.
Sì, Signore. So che mi ami. Io lo so che mi ami e lo sappiamo, Signore. Però tante volte, Signore, sbagliamo. Tu sei morto per noi, risorto per noi, Signore. Signore, indaga in ognuno di noi, indaga in me, Signore, dove devo ancora, Signore, correggere il mio carattere, dove devo ancora correggere i miei errori, Signore, aiutami tu. Aiuta tutti noi, Signore. Ma benedici questo momento, benedici il culto di oggi, guidalo tu, Signore, col tuo amore, con la tua potenza, con la tua gloria. Lode e gloria al nome potente di Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. Da Salmo 148 analizziamo questi 14 versetti. Alleluia. Inizia così questo salmo. Alleluia, lodate il Signore dei cieli. Lodatelo nei luoghi altissimi. Lodatelo voi tutti i suoi angeli. Lodatelo voi tutti i suoi eserciti. Lodatelo sole e luna. Lodatelo voi tutte stelle lucenti. Lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome del Signore, perché Egli comandò e furono create, ed Egli le ha stabilite in eterno. Ha dato loro una legge che non sarà trasgredita. Lodate il Signore dal fondo della terra. Voi mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegue i suoi ordini, monti e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri tutti, animali selvatici e domestici, rettili e uccelli, re della terra e popoli tutti, principi e giudici della terra, giovani e fanciulle, vecchi e bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è esaltato, la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo, egli ha ridato forza al suo popolo. È motivo di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, il popolo che gli sta vicino. Alleluia, alleluia, amen. Che salmo forte, che lode forte, è vero. Il salmista utilizza proprio l'imperativo lodate. Non dite, forse lo dovreste fare, proprio lodate, perché lodare il Signore spetta a tutti. E quindi lodatelo dai luoghi altissimi, lodate dal creato, dai viventi, da tutti i popoli. Questa è una lode a scalare, non so se avete notato, si parte dall'alto, no? Dal cielo si parte. Tutti sono coinvolti nella lode. Ancor più lo deve essere una comunità cristiana. La lode non spetta solo alla band, oppure ai monitori, oppure ai predicatori. Tutti devono sentirsi parte di questa lode. Tutti devono sentirsi protagonisti. Tutti lo devono fare. Il suo nome deve essere esaltato da ognuno di noi. Esaltiamo e parliamo del Signore sia in questa sala che fuori da questa sala. Dio è il motivo di lode, non c'è un altro motivo. Grande in forza, vogliamo dire, Signore, sei grande in forza. E dopo concentratevi, chiudete gli occhi e pregate al Signore, e lodate il Signore in preghiera. Amen. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù.
lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino il mare e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo, in battaglia, in prodigi, grande in Sion e della terra il Re. Signore, che meraviglia sapere di essere tuoi, Signore Padre. Grazie di questo, Signore. Oggi voglio ringraziarti di qualsiasi cosa, perché anche se ci sono difficoltà, tu sei grande, hai già preparato tutto, Signore. Noi dobbiamo solo confidare in te, perché sappiamo che le tue promesse non sono vane, sono promesse vere, verità più assoluta. Tu sei la verità più assoluta. Grazie, Signore, di continuare a vegliare su di noi. Grazie perché ci fai svegliare alla mattina, ci accarezzi, Signore, ci tieni per mano, sei sicuro di noi, sei certo di avere la tua mano da noi, Signore, con te possiamo viaggiare da tutte le parti. Padre, è bellissimo avere quella tranquillità nel cuore di sapere che avremo la vita eterna, donataci da te, Signore, anche se non lo meritavamo. Noi siamo tuoi e questa meraviglia di sapere di essere tuoi ci fa andare avanti a testa alta. Siamo persone che abbiamo creduto nell'unico vero Dio in questo mondo. Quindi, Padre, siamo qui ad adorarti e ringraziarti costantemente per tutto quello che continui a fare. Grazie, Signore, nel nome santo e potente di Gesù Cristo. Amen. Sì, grazie Padre perché ci hai fatto riunire oggi qui insieme in presenza, cosa che non è scontata, specialmente per le chiese perseguitate dove non possono riunirsi liberamente come possiamo farlo noi. Ti ringrazio anche perché ci hai portati qua, ci hai fatto evitare i pericoli della strada, molti pericoli noi incontriamo ogni giorno, sia venendo in chiesa sia andando a lavoro, e tu ci proteggi da questi pericoli. Benedici le nostre entrate e le nostre uscite. Questo te lo chiedo in nome del tuo Figlio. Amen. Amen. Lode a te, Signore, dal fondo della terra. Lode a te, Signore, dai monti, dai colli. Anche gli alberi da frutto, i cedri, gli animali ti lodano. Lode a te, Signore, dai re della terra, dai popoli. Ti lodiamo, Signore. Ti lodiamo, Signore, perché umilmente noi sappiamo, siccome siamo stati redenti da te, di essere re della terra, di essere popoli, di essere principi. Lode a te, Signore, perché il tuo nome è esaltato, la tua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Lode a te, oh Signore, che ridai forza a noi che siamo il tuo popolo. Alleluia, Signore. Amen. Amen. Una cosa ho chiesto al Signore e quella ricerco. Amen. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Signore, che grande privilegio avere una casa, un'abitazione, Signore. Non solo godere di questi luoghi, Signore, che sono anche importanti per noi, ma abitare
abitare alla tua presenza, abitare nella tua compagnia, Signore. Soprattutto avere il desiderio di ricercarla. Alleluia. Chi ha messo in noi questa ricerca, questo desiderio di ricerca di una relazione di abitare, se non tu, se non la tua grazia? Per questo stamattina stiamo qui. Sì. Per dirti grazie, perché ti sei rivelato nelle nostre vite, perché ci hai manifestato la Alleluia. gloria di tuo Figlio nelle nostre vite. Amen. Se non ci fosse stato quel sacrificio, dove saremmo oggi? Eppure a volte la nostra fede è attaccata, è aggredita Sì, Signore. da nemici, Signore. Mm. Ma oggi possiamo dire che abitiamo non per le nostre capacità, ma per quel dono. Ricerchiamo perché tu ci hai messo nel nostro cuore i pensieri del cielo. Pertanto, Signore, ti adoriamo questa mattina, non perché abbiamo forze per poterlo fare, Sì, sì. ma perché tu sei colui che custodisce la nostra anima e ha preso un impegno serio con noi. Hai preso un impegno per l'eternità. E noi oggi ti offriamo qualcosa della nostra vita, che tu possa accogliere i nostri sacrifici di lode, nel nome di Gesù. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Magnifions Dieu. Alléluia. Magnifions Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant dans les cieux, je veux bénir ton nom. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans la vie de tout un chacun ici présent. Merci pour la santé, merci pour les bénédictions, merci pour la vie que tu accordes à chacun de nous. Qui sommes-nous pour ne pas t'adorer? Qui sommes-nous pour ne pas, éternel Dieu Tout-Puissant, te dire merci? Qui sommes-nous aussi pour ne pas encore être reconnaissants pour ce que tu fais dans notre vie, chaque jour, chaque moment, chaque instant, Seigneur? Tu es le Dieu vivant dans le ciel. Toi qui es présent, tu n'es point mort, Père, tu es vivant, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Toi seul, dont le nom règne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Père, à jamais tu es, ô Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, pour ton règne sur la terre, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint, Père, qui se meut, qui se veille, Seigneur, qui veille à chaque fois, Seigneur Jésus, sur notre vie, Seigneur. Merci, Père, pour cette garantie que tu nous offres à la foi, Seigneur, par ton Esprit, ô Jésus. Tu as dit dans ta parole qu'il est préférable, Père, que tu montes et que vienne l'Esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint. Je bénis encore ton nom pour ce que tu fais, Seigneur. Sois élevé, Dieu puissant, Dieu responsable. Sois béni, ô à jamais, Père, tu es. Amen. 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 Io alzo le mani al Signore, alzo le mani in segno di sottomissione al Signore, in segno di connessione con il Signore. Dopo questo canto, che si chiama per l'appunto Alzo le mani, hai del tempo a tua disposizione, puoi testimoniare al Signore, quindi puoi alzare ancora le mani al Signore, puoi raccontare cosa è successo questa settimana, oppure cosa deve accadere, vuoi leggere un versetto. Ci sarà un momento dedicato a te, perché noi cristiani, come abbiamo detto all'inizio, non siamo degli spettatori passivi, ma siamo degli spettatori attivi, dei protagonisti. Il Signore ci ha reso dei protagonisti. Alleluia. Alzo le mani.
Suleman, al re dei re, al grandioso, io canto a te, perché sei tu che regni nel mio cuore. Alzo le mani al re dei re, al grandioso, io canto a te, perché sei tu che regni nel mio cuore. Nessun Dio straniero avrò, né cerco altri tesori, solo tu sei il mio destino, la tua potenza invoco e dal tuo nome la mia lode offrirò. Alzo le mani al re dei re, al grandioso, io canto a te, perché sei tu che regni nel mio cuore. Nessun Dio straniero avrò, né cerco altri tesori, solo tu sei il mio destino, la tua potenza invoco e dal tuo nome la mia lode offrirò. Parola a voi. Ma io volevo ringraziare il Signore per la giornata di ieri. Come molti di voi sanno, siamo andati a pattinare. Per quanto mi riguarda è stato un bel momento con Sì, i ragazzi e bellissimo. gli altri. Abbiamo tutti cercato di trovare il nostro equilibrio sul ghiaccio e abbiamo anche imparato cosa vuol dire a sollevarci da quando eravamo a terra. E questo mi ha fatto riflettere poi la sera mentre ci pensavo che succede un po' così nella nostra vita. Tutti quanti noi abbiamo il nostro equilibrio da trovare nella nostra vita col Signore e poi cadiamo. Grazie. Però il Signore è lì che ci prende, ci risolleva, ci rifà continuare. Quindi ringrazio il Signore per questo piccolo insegnamento Padre. che mi ha dato anche con un'attività molto semplice. Grazie anche per la riflessione, molto, molto, molto bella e accurata. Io ringrazio il Signore che dopo quasi un anno finalmente di come posso dire, condivisione della fede, dell'amore che ho per il Signore, oggi per la prima volta questa mia amica mi ha invitato a pranzo a casa sua perché ha capito insomma vuole. E questo mi sento un po' una bella occasione. emozionata e prego il Signore veramente che le apra il cuore perché ha sofferto moltissimo anche lei, è mancato marito molto presto e quindi erano piccoli, ha sofferto, ne ha passate veramente tante. E tutti i giorni io parlavo con lei, ho cercato di condividere più che potevo, cioè, perché è vero, il Signore ci sceglie, Certo. però il
capire le cose. Io oggi ho questa opportunità e mi viene proprio a prendere lei. È una bella occasione. Io veramente sono... Come si chiama questa tua amica, così possiamo pregare? Dina. Dina, ok, ricordiamoci di Dina, scriviamo il nome di Dina così possiamo pregare anche per questo incontro di oggi. Amen. Prego. Voglio ringraziare il Signore collegandomi un po' Sì. a quello che dice lei, che il Signore ci sta dando la possibilità di evangelizzare e anche esortare i fratelli anche direttamente a casa. È un po' come quando tu vai a pescare, i pesci ti entrano dentro alla barca da soli, Sì. senza dover andare in giro. Comunque, quando si ha la possibilità, si parla del Signore in qualsiasi occasione, sia favorevole che sfavorevole, come sia la predica della domenica scorsa. Però anche questa è una bella opportunità, cioè stando a casa vedo che magari o vengono magari amici, chiunque insomma, già si dà la possibilità di dare la parola e anche esortare i fratelli che sono già in Cristo e dando anche delle testimonianze. Quindi questo ringrazio molto il Signore per questa opportunità che mi sta dando in questo periodo, perché avevo messo in preghiera, ho detto Signore, però non ho molta possibilità di uscire per poter parlare di te, quindi aiutami, no? Perché già in WhatsApp si cerca in Sì. qualche modo anche con lo stato di scrivere qualcosa, però volevo parlare e quindi lui mi ha esaudita e me li fa venire a casa, quindi ringrazio Dio per questo. Amen. Il Signore benedica la vostra casa a questo punto perché è una buona rete, no? Bene, se non ci sono altri interventi passiamo alla cena del Signore. E analizziamo pochi versetti dalla lettera di Tito. Capitolo 3, versetto da 5 a 7. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in presenza eredi della vita eterna. Amen. Quindi Dio nella sua grazia cosa fa? Salva coloro che credono, ma non perché ci sia della giustizia in loro, e questo lo sappiamo, ma per la sua misericordia. I tre termini, vedete, che si usano qui è bontà, amore e misericordia, e che rappresentano che cosa? I tre aspetti della grazia. Due sono i mezzi attraverso i quali la grazia di Dio ha realizzato questa salvezza. La rigenerazione, o anche detta rinascita, che è come un bagno, infatti parla di lavacro, che lava via la colpa del peccato. E poi il rinnovamento dello Spirito Santo. Qui non si fa menzione del ruolo della fede, perché? Perché Paolo vuole focalizzare l'attenzione su ciò che Dio ha fatto, non sulla risposta dell'uomo. Versetti 6 e 7 invece dice: Dio ha sparso abbondantemente lo Spirito Santo sul mondo per mezzo di Cristo Gesù nostro Salvatore. Gesù ha preceduto lo Spirito Santo. Dio ha sparso lo Spirito a questo scopo, affinché, giustificati dalla sua grazia, noi credenti diventassimo in speranza che cosa? Eredi della vita eterna. Amen. Il ministero dello Spirito Santo, dunque, come spiega il Nuovo Testamento, consiste nel rendere accessibile il piano della salvezza operata da Dio in Cristo Gesù, agnello sacrificale. E quindi, ciò che Dio nella sua grazia ha iniziato, Dio nella sua grazia porterà a compimento. Quindi ricordiamoci cosa siamo. Giustificati, speranza per gli altri, eredi di una vita eterna. E direi, scusate se è poco. Amen. Volevo invitare qui il fratello Paolo, se è possibile, per pregare per i simboli che tra poco distribuiremo. E ricordiamoci che questi simboli possono essere assunti solo da chi si è battezzato, ha testimoniato la propria fede in età adulta in una chiesa cristiana. Signore Gesù, grazie per
questo tuo piano, grazie per questo tuo bellissimo piano, grazie perché ci hai giustificati, ci hai perdonato i nostri peccati, grazie perché ci hai resi eredi della vita eterna, della tua grazia, e grazie perché ci rendi partecipe anche di andare a dire agli altri quello che tu hai fatto per noi. Grazie per tutto quello che hai fatto e grazie per il tuo piano. Nel tuo santo nome. Amen. Grazie. Grazie Paolo.
lungo questo cammino di lode, questa giornata. Abbiamo parlato del nostro Dio, il nostro Dio che adoriamo. Questo Dio che ha creato i cieli e la terra, che ancora regna oggi e che ancora può salvarti. Il Dio che adoriamo. Il Dio che ha fatto il cielo e la terra con il potere della sua parola e regna con autorità. Il Dio a cui il vento obbedisce e una parola è sufficiente per dare ai morti vita. Niente come te, oh grandioso, tu sei il Dio che adoriamo, l'onnipotente, tu sei il sovrano, grande misericordia, al potere di salvare, tu sei il Dio che adoriamo, la morte ed il peccato hai cancellato, glorioso Redentore, e Re, ti adoriamo. Il Dio che è sceso dal suo trono eterno per portare su di sé la nostra colpa e trasgressione. Gesù, esaltato sopra tutti, nome sopra ogni altro nome, solo in Lui salvezza c'è. Niente come te, oh grandioso, tu sei il Dio che adoriamo, l'onnipotente, tu sei il sovrano, grande misericordia, al potere di salvare, tu sei il Dio che adoriamo, la morte ed il peccato hai cancellato, glorioso Redentore, e Re, ti adoriamo. A Lui sia la gloria e il potere, tutto viene da Lui, tutto è per Lui. A Lui sia la gloria e il potere, tutto viene da Lui, tutto è per Lui. Tu sei il Dio che adoriamo, l'onnipotente, tu sei il sovrano, grande misericordia, al potere di salvare, tu sei il Dio che adoriamo, la morte ed il peccato hai cancellato, glorioso Redentore, e Re, ti adoriamo. Amen. Ti adoriamo, Signore. Tutto viene da te, Signore.
tutto è per te. Continua tu a guidare, Signore, questo culto. Grazie, Signore, per le parole che hai messo nel cuore di Silvano, che tra poco, Signore, verrà su questo pulpito. Grazie, Signore, per il messaggio che ascolteremo e per gli insegnamenti che riceveremo in questo preciso istante. E grazie fino adesso, Signore, per come è andato il culto e l'adorazione. Sia lode e gloria al tuo nome, Signore. Amen. I bambini in classe, la parola a Silvano. Bene, oggi sarà un passaggio un po' duro da ascoltare, però il bello della parola di Dio è che è una parola schietta e sincera. Non abbiamo un testo, quello della scrittura, che racconta una realtà artificiale, ma la parola di Dio ha, fra le varie cose che contiene nella sua essenza, la capacità di essere estremamente sincera, mostrare le cose così come sono, ed è questo che mi sorprende e mi fa apprezzare, amare questo libro, perché racconta di Dio e di noi così come siamo. C'è tanta sincerità in questo passaggio che ci dice delle cose che alle volte facciamo fatica a raccontarci fra di noi. E quindi fidiamoci della parola scritta, non della parola detta. Questo è importante, che la nostra fede è basata su ciò che possiamo leggere dalla parola di Dio, che è la verità, non da quello che possiamo ascoltare, che alle volte non è proprio esattamente la verità che la parola di Dio ci propone. Sono ripartito da questa slide, da questa immagine che ci ripropone il contesto in cui stiamo ragionando. Siamo sempre al capitolo 20 di Luca, che completeremo quest'oggi, che ci racconta questi ultimi giorni. In realtà il capitolo 20 in questo quadro temporale si colloca fra i giorni di martedì e mercoledì della settimana che porta alla morte di Gesù. Venerdì Gesù muore, la domenica risorge, martedì e mercoledì. È molto importante che noi comprendiamo bene dove ci troviamo, in che contesto siamo. Quindi Gesù, in tutto il capitolo 20, spende gran parte del suo dire per difendersi, perché lì arrivano un sacco di accuse. Insomma, dopo aver un po' risposto a tutte le domande e soprattutto chiuso la bocca a tutti i suoi contestatori, prende un momento per dire la sua. Martedì o mercoledì, venerdì muore. Concentriamoci un attimino su questo aspetto. Proviamo a immaginare questa situazione, mettiamoci nei panni di Gesù in questo momento. Gesù è pienamente consapevole che la croce è davanti a lui. È assolutamente consapevole che il suo tempo terreno sta per finire. Ore, un paio di giorni, poche ore, lo separano da questa morte, che è un vero e proprio distacco. Il significato della morte è quello del distacco. E quindi c'è la sensazione che si ha quando, non so se vi è mai capitato da bambini, andare sulla spiaggia e provare a stringere la sabbia nelle vostre mani, e tu
più provi a stringere, più questa sabbia ti sfugge dalle dita. E questa credo che sia la sensazione che sia stata nel cuore di Gesù, nell'animo di Gesù in quel momento, e la sua consapevolezza è quello di avere davanti a sé poco tempo. E quando si ha poco tempo, le cose da dire che si vogliono dire sono quelle cose importanti. Non c'è tempo per altro, non c'è tempo per divagare. C'è davanti a sé una morte che avverrà fra pochi giorni, e allora se fossimo al suo posto cosa vorremmo dire alle persone care, alle persone a cui vogliamo bene, alle persone che ci hanno seguito, alle persone con cui abbiamo speso parte della nostra vita? Io credo che sarebbero le cose più importanti che abbiamo da dire. E allora con questa consapevolezza dobbiamo prendere in considerazione le parole di Gesù, comprendendone il peso di colui che parla sapendo di avere poco tempo e deve dire delle cose importanti. E le cose importanti che ha da dire sono diverse. Una l'abbiamo vista la volta precedente quando abbiamo parlato della provocazione, chiamiamola così, una provocazione nel senso buono, che lancia chiedendo alle persone, ai suoi discepoli, come mai viene il Signore, Davide chiama il Signore come può essere suo figlio, perché parlate del Cristo come il figlio di Davide? Riassumo le parole. Il Signore lancia un sasso che fa sì che le cose vengano ragionate. Fra parentesi, chi di voi insegna è un insegnante in qualsiasi situazione, anche nella testimonianza tu per tu. L'insegnamento più efficace è l'insegnamento che Gesù utilizza, cioè quello non di raccontare come le cose sono, ma di portarti a ragionare su come sono le cose affinché quell'insegnamento diventi il tuo concetto. L'insegnamento quindi non è un trasferire qualche cosa, ma portare le persone a comprendere un determinato significato. Una cosa molto importante che spesse volte ci dimentichiamo, siamo talmente ansiosi di raccontare le cose come sono e non pensiamo che questo è il mio pensiero, ma il nostro obiettivo è quello che questo pensiero diventi il pensiero dell'altro. E il Signore Gesù utilizza questo metodo, che è un metodo utilizzato largamente dai rabbini. Non dimentichiamoci che Gesù è un rabbi, è un maestro. E quindi suscita questa riflessione che porta appunto a considerare due verità, che il Cristo è il figlio di Davide ma anche il figlio di Dio. Questa è la prima cosa importante che Gesù ci vuole raccontare. Ne abbiamo già ragionato, non voglio tornarci sopra, ma voglio rinfrescare questo concetto. Il Signore ci sollecita a considerare la nostra fede, una fede che considera il Cristo nella sua parte umana e nella sua parte divina. Due concetti che sembrano in contrasto uno con l'altro, ma che invece convivono nella sostanza di Gesù. La fede quindi deve essere una fede che abbraccia entrambi gli aspetti. Quindi nella pratica abbiamo detto che credere in Cristo uomo significa riconoscersi nel modello, nel pensiero, negli atteggiamenti, nella pietà, nella compassione e nella misericordia che Gesù usa verso gli uomini. Questo è l'esempio di Gesù uomo. Ma credere in Gesù Dio significa anche riconoscere la sua eternità, la sua grazia che salva, la sua promessa eterna. E quindi credere in Gesù è mettere insieme entrambe le cose. Questo è il primo messaggio importante che Gesù vuole farci arrivare in un momento in cui bisogna badare alle cose importanti, non c'è tempo di discutere di altro. Il messaggio che arriva è un messaggio importante, ne abbiamo tenuto conto per il fatto che manca poco alla morte. Quindi questa è una delle cose importanti che Gesù ci vuole dire, ma ce ne sono altre. E un altro messaggio importante che Gesù vuole farci arrivare è questo, che si trova in Luca 20,
versetti da 45 a 47, è il brano su cui ci concentreremo quest'oggi. Ora, mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse ai suoi discepoli: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti, amano i saluti nelle piazze, i primi posti nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Fra le cose importanti Gesù dice questo. Mentre tutto il popolo stava ascoltando, Gesù aveva un carisma particolare, sapeva conquistare le persone con le sue parole. Gli scribi e i farisei che vengono a provocare Gesù hanno paura della gente, perché dice la scrittura le persone pendevano dalle sue labbra. La parola di Gesù è una parola potente, tutti stavano ad ascoltare. Questa attenzione Gesù la utilizza per dire: guardatevi dagli scribi. E se l'ha detto Gesù ci dobbiamo credere, è una cosa importante. Gesù mette in guardia i discepoli dagli scribi. Ma che cosa significa guardatevi dagli scribi? Proviamo a usare un esempio un po' più vicino. Per coloro che sono genitori, guardatevi da qualcuno, sono quelle raccomandazioni che facciamo ai nostri figli quando stanno per uscire di casa o stanno andando in un posto. Mi ricordo mia mamma che quando uscivo di casa: mi raccomando, comportati bene, stai attento a questo, stai attento a quell'altro. E ognuno di noi, credo, da ragazzo abbia ricevuto queste raccomandazioni, delle raccomandazioni che ci mettevano appunto in guardia rispetto a determinati pericoli, anche rispetto a determinati nostri atteggiamenti. Però state attenti agli sconosciuti, non date confidenza a questi e quell'altro, eccetera. Quindi è un po' questo spirito che si ritrova in questa parola: guardatevi, state attenti. L'intento quindi è quello di accendere l'attenzione rispetto a qualcosa che può essere nocivo, qualcosa che può essere pericoloso. Gesù sta dicendo, come un buon genitore fa con i suoi figli, sta dicendo la stessa cosa ai suoi discepoli. E quindi lo sta anche dicendo a noi che siamo discepoli dei giorni nostri. Dicendo di stare attenti agli scribi, implicitamente sta dicendo anche che essi rappresentano un modello di fede e di comportamento da non seguire. Quando utilizziamo la parola guardatevi, state attenti, stiamo dicendo che questa persona, questo modo di fare è qualcosa che non produce il bene. Gesù sta dicendo quindi di stare attenti a questi scribi che rappresentano un modello di fede da non seguire, un modello di fede che il Signore detesta. Allora, pensate una cosa, abbiamo letto 2 versetti, 46 e 47, in Luca, che sintetizzano in maniera estrema il contenuto che invece Matteo racconta in un intero capitolo. Poche righe di Luca sono invece spiegati in maniera estesa, precisa, molto diretta dal Vangelo di Matteo. Al capitolo 23 non leggeremo il brano perché è fin troppo lungo, pensate 39 versetti. 39 versetti che raccontano nel dettaglio quello che Luca riassume in poche righe, in 2 versetti soli.
e vi invito a farlo poi per conto vostro, leggerete quel capitolo, vi accorgerete che il linguaggio e il tono di Gesù è un linguaggio pieno di sdegno, un linguaggio forte, per quello ho detto sono parole forti quelle di oggi. Leggo solo alcuni termini che vengono messi in relazione agli scribi e ai farisei, però vi invito ad andare a leggere il capitolo, perché è molto importante che quello in cui crediamo, lo dico di nuovo, sia ciò che è scritto. Allora, il Signore Gesù si rivolge in questo suo momento di esternazione dicendo che guai a voi scribi e farisei ipocriti, lo dice almeno 7 volte, contatele anche voi perché può darsi che mi sia sfuggito. Parla anche di stolti, ciechi e guide cieche almeno 5 volte e conclude chiamandoli serpenti, razza di vipere e sepolcri imbiancati. Non è sempre facile comprendere il tono di un'espressione attraverso la lettura, però l'utilizzo delle parole di Gesù ci fa capire quale sia lo stato d'animo di Gesù, lo stato d'animo con cui pronuncia queste parole. Gesù è in collera con queste persone, così come era in collera quando ha rovesciato i banchi dei cambiavalute e ha scacciato i venditori dal Tempio. Quella collera che noi spesse volte guardiamo male, ma è quel sentimento invece che dobbiamo scoprire, apprezzare e utilizzare nella giusta maniera. Non sto dicendo che la collera fine a se stessa è corretta, ma la collera che esprime Gesù attraverso i gesti che ha fatto nel Tempio e attraverso le parole che sta utilizzando adesso è quella santa collera, quella sana collera che esprime lo sdegno per l'ingiustizia. E noi cristiani abbiamo perso molto questo senso di sdegno di fronte all'ingiustizia. Ci manca quell'onestà che alle volte richiede anche toni e modi di esprimersi forti, ma che sono necessari per esprimere, per sottolineare, per mostrare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e condannare ciò che è sbagliato. E Gesù, con parole che forse noi faremmo fatica a utilizzare. A quanti di voi è venuto mai l'occasione di chiamare qualcuno razza di vipera o sepolcro imbiancato? Io non credo che sia capitato, insomma, spero insomma, che non sia un termine, però questo è lo stato d'animo di Gesù di fronte all'ingiustizia. Lo stato d'animo di Gesù, Dio, di fronte alle cose sbagliate, ai comportamenti sbagliati. E i cristiani dovrebbero imparare a avere questo sdegno di fronte all'ingiustizia, perché noi viviamo in mezzo all'ingiustizia. Essere sale e terra significa avere la capacità di aprire la bocca e condannare ciò che è sbagliato. Adesso non prendetemi troppo la lettera che dopo si parla di parole, Però questo atteggiamento è l'atteggiamento che dovrebbe contraddistinguere il popolo di Dio, avere la capacità di alzare la propria mano e condannare ciò che è sbagliato. E Gesù, nel poco tempo che ha a disposizione, ci sta insegnando questo. Guardatevi da questo tipo di persone. Queste persone che sono ingiuste e ipocrite, secondo la parola di Gesù. Come riconoscerli? Guardatevi dagli scribi, versetto 46, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Gesù fa una sorta di identikit descrivendo il comportamento
che contraddistingue questo genere di persone. C'è un comune denominatore, ci sono degli elementi distintivi che definiscono questo tipo di persone. E l'apparenza è sicuramente uno degli elementi che contraddistingue. Dice: passeggiano volentieri in vesti lunghe. Adesso facciamo fatica un po' a pensare alle vesti lunghe. Diciamo che passeggiano volentieri in giacca e cravatta, con la giacca griffata, eccetera. Ma quello di cui sta parlando Gesù non è l'abbigliamento che abbiamo scelto di indossare questa mattina, è un abbigliamento morale, è qualche cosa che noi vogliamo fare arrivare agli altri. Questo senso di esibizione, di affermazione, il piacere di mostrarsi, il piacere di esibirsi, il piacere di essere sotto i riflettori. Questo è camminare con le vesti lunghe, essere persone che amano l'ammirazione, amano i saluti nelle piazze, persone che non cercano il piacere del saluto, ma cercano il piacere del saluto nella piazza, di fronte a tutti. E questo manifesta il compiacimento, la popolarità, sono i like del primo secolo. Questa voglia di essere popolari, di essere salutati, di essere riconosciuti, di essere famosi. Non gli importa molto del vostro saluto, vi importa molto che il saluto sia visto dagli altri. C'è una sottile differenza fra la sostanza e l'apparenza. L'apparenza, essere salutati credo che faccia piacere a tutti. Ricevere il saluto per essere popolari è veramente una cosa abietta. Vediamo come è sottile il confine fra una cosa e l'altra. Quindi ecco perché il Signore ci esorta a stare attenti. Quindi amano i saluti nelle piazze, ma anche amano i primi posti nelle sinagoghe e nei conviti. C'è ambizione di potere e di prestigio. I primi posti sono i posti per i privilegiati, come succede a teatro. Chi ha il piacere di andare a teatro o vedere dei concerti si accorgerà che normalmente i primi posti sono quelli riservati alle autorità. È un gesto di cortesia e va apprezzato per questo. Però significa dare un ruolo, un'importanza, un rilievo rispetto al posto che viene occupato. E queste persone amano molto questi primi posti, perché questi primi posti fanno sì che ci sia una distinzione fra me e te. Io sono qua, come diceva un bravo imitatore parlando di un medico, invece gli altri sono giù. C'è questa ricerca della distinzione, dell'emergere, dell'essere primo, dell'essere importanti, c'è una sete di potere. Avere il potere sugli altri. È una ricerca questa che contraddistingue quello che nel mondo della psicologia si chiama narcisismo. Questo è un identikit di una persona narcisista. Ma cosa vuol dire narcisista? Il narcisismo secondo Treccani, prendiamo una cosa assolutamente laica. Narcisismo, secondo l'enciclopedia Treccani, dice che è la tendenza e l'atteggiamento psicologico di chi fa di se stesso, della propria persona, delle proprie qualità fisiche e intellettuali, il centro esclusivo e preeminente del proprio interesse, l'oggetto di una compiaciuta ammirazione, mentre, badate bene, resta più o meno indifferente agli altri di cui ignora o disprezza il valore e le opere. Allora, dietro questa sete di popolarità si nasconde veramente l'utilizzo
del prossimo a proprio vantaggio. Dietro questa presenza così clamorosa, popolare, questa distinzione, non c'è altro interesse che per loro stessi. Quindi Gesù ci sta mettendo in guardia rispetto a coloro che non hanno solo un problema di voler apparire, ma ci sta dicendo che il loro apparire coincide anche con il disprezzo e l'indifferenza nei confronti del prossimo. E questo concetto non vale solo per la fede. Possiamo utilizzare questo esempio in qualsiasi aspetto della nostra vita e delle nostre relazioni. Le persone che sono degli scribi sono quelle persone che vogliono sulla nostra pelle, sulla nostra vita, farci costruirsi la propria popolarità, il proprio potere, la propria soddisfazione. Il Signore Gesù ci ammonisce a stare attenti, perché queste persone non hanno alcun tipo di scrupolo. Dice versetto 47, essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. La definizione di tre cani calza perfettamente con questi. Gli scribi, nella ricerca del loro compiacimento, non guardano in faccia a nessuno. Dice Gesù, divorano le case delle vedove. Ogni mezzo è quindi lecito per raggiungere il loro scopo. L'ambizione di queste persone è un vero e proprio esibizionismo e se serve a portare a me maggiore popolarità, maggiore vantaggio, non si guarda in faccia a nessuno. Nel capitolo 23 di Matteo si racconta anche del fatto che essi cercano dei discepoli, delle prede, qualcuno da controllare e poi gestire a proprio piacimento. Divorare la casa delle vedove significa non avere scrupoli di nessun tipo, perché nel contesto del tempo di Gesù la vedova era una delle categorie sociali più indifese, più deboli. E quindi voleva dire approfittare di coloro che non hanno nulla, che hanno poco e che sono assolutamente indifese e incapaci di reagire. Pensate, queste persone riescono a esercitare il loro potere approfittando anche delle debolezze degli altri. Quando parliamo di divorare le case delle vedove dobbiamo intendere quindi approfittare delle debolezze degli altri per i propri scopi, sfruttare la fragilità psicologica anche di una persona, approfittare di lei e agire anche per renderla schiava utilizzando un po' tutti i mezzi, primo fra i quali i sensi di colpa. Grande strumento che serve a mantenere il controllo e a indebolire le persone, ma esiste anche la capacità di essere degli imbonitori, dei grandi ammaliatori. Fanno lunghe preghiere per farsi vedere. La capacità, il carisma della comunicazione è utilizzato per controllare le persone, per ammantarsi di qualche cosa, di un senso di spiritualità, di capacità e di distinzione dal punto di vista spirituale. Questo è nel contesto in cui stiamo parlando, ma questo vale anche al di fuori, perché è un insegnamento trasversale rispetto alla fede. Dobbiamo poterlo anche applicare nella nostra vita. Travestirsi di cose che non si è. Utilizzare i propri strumenti per ingannare, per attrarre e per poi poter controllare.
Imbonire le persone quindi con il proprio carisma, questo è quello contro cui Gesù si scaglia in maniera durissima. Abbiamo letto, ho riassunto queste parole: ipocriti, ciechi, vipere, sepolcri imbiancati, non sono dei complimenti, sono delle cose molto pesanti. E il Signore era proprio arrabbiato di fronte a queste persone. E per questi, dice, riceveranno una più dura condanna. E questo mi solleva, perché noi tutti viviamo in mezzo alle ingiustizie e ci arrabbiamo e soffriamo per l'ingiustizia che ci è intorno. E mi consola molto sapere il fatto che il Signore rispetto a questa cosa si arrabbierà parecchio. Ci sarà una dura condanna e questo ci solleva, perché oggi ci sfuggono le possibilità, non abbiamo gli strumenti per riuscire a mettere rimedio a questo, ma abbiamo la speranza, quella parte eterna della fede di cui abbiamo parlato prima, che ci fa guardare a una prospettiva che non sta nelle nostre mani, ma sta nelle mani di Dio, attraverso la quale ci sarà un giudizio tremendo rispetto a queste persone. Ci sarà una più dura condanna. Matteo capitolo 7, versetti da 15 fino a 23. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà un buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Questa è un'altra parola che mi conforta molto. Li riconoscerete dai loro frutti. E aggiunge: non dunque chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Questa è un'anticipazione del metro di valutazione con cui ogni uomo, ogni donna sarà valutato. La bilancia con cui si pesano le persone. La bilancia fatta sui frutti, sulle cose concrete, non sull'apparenza, non sulle chiacchiere, ma sulle cose concrete. E mi avvio alla conclusione cercando di sintetizzare questi concetti di cui abbiamo parlato oggi. Ultime ore di vita di Gesù. Guardiamo a questo momento tenendo presente che Gesù sta pronunciando delle parole fondamentali, importantissime. Un vero e proprio testamento spirituale, potremmo dire, che sta cercando di fornire a coloro che lo seguono, quindi anche a noi, gli strumenti per poter andare avanti. Il testamento dei nostri genitori è il lascito dei suoi risparmi, delle cose che ha messo da parte e che ci vuole donare affinché noi non possiamo godere e possiamo andare avanti. Questo è un vero testamento spirituale di Gesù che ci dice alcune cose importanti e noi dobbiamo starci attenti. Quindi, prima di tutto ci dice che la nostra fede deve guardare al Dio incarnato e al Gesù, figlio di Dio, prendendo quindi come esempio il Cristo fatto uomo e il Cristo che tornerà a essere il Signore. Divinità
e umanità devono essere il nostro riferimento. La nostra fede è fatta per far coabitare nel nostro cuore questi due aspetti, l'aspetto di Dio, di Cristo uomo e di Cristo il Figlio di Dio. Il secondo aspetto che ci arriva da questa riflessione è che dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola dell'ipocrisia, della finzione. Gesù prende come riferimento delle persone che sono i professionisti della finzione, coloro che costruiscono la propria vita, la propria esistenza in funzione di loro stessi, facendo apparire cose che non sono. Anzi, non solo, non si pongono neanche scrupoli rispetto al raggiungimento dei propri obiettivi, che non sono altro che l'alimentazione del proprio ego. Fare attenzione quindi a non cadere nella trappola dell'ipocrisia. Gesù parla duramente contro queste persone. Ci parla talmente duramente che ci sembra quasi impossibile che sia rivolto ai credenti. E forse questa è una provocazione che ci dovrebbe far guardare alla Chiesa con un po' più di disincanto. Perché noi siamo abituati a pensare alla Chiesa come un luogo speciale, di persone speciali, ed è vero, lo è. Ma è pur sempre un luogo di persone imperfette. E in mezzo a questa Chiesa, come dice una persona che io stimo molto, dentro la Chiesa ogni tanto ci possiamo anche incontrare i credenti. È una provocazione, un'esagerazione, per dire che la fede non è fatta solo di etichette o di magliette indossate. La fede non è fatta solo di parole, anzi lo è pochissime volte, fatta di parole pronunciate. La fede è fatta di frutti, di cose concrete. Queste persone a cui dobbiamo stare attente sono persone che si travestono, che indossano un uniforme, un costume, ma che non rappresentano nella maniera più assoluta l'idea che Gesù ha di un suo discepolo. La Chiesa per alcune persone viene spesso vissuta con gli intenti sbagliati e non ci dobbiamo stupire se queste persone possono essere anche insieme a noi. Tante volte la Chiesa viene vissuta come un luogo di realizzazione di noi stessi, un luogo in cui possiamo finalmente trovare la gratificazione del mio ego, un luogo dove realizzare quella carriera che non sono riuscito a realizzare dall'altra parte. E Gesù è veramente arrabbiato rispetto a queste cose. La Chiesa non è assolutamente questo luogo. Gesù ci sollecita invece a percorrere un cammino di fede privo di tutto questo, un cammino in cui l'apparenza, l'egoismo, il narcisismo siano lasciati fuori dalla porta. Un passaggio della Scrittura che spesse volte non viene mai considerato, dice che, perdonatemi se non vi do il riferimento che in questo momento non ricordo, dice che l'empio sia sradicato in mezzo a voi. L'empio è proprio questo tipo di persone che con la fede non hanno nulla a che fare, ma che attraverso il pretesto della fede vogliono ottenere il proprio prestigio, la propria realizzazione, la soddisfazione del proprio ego. Per queste persone non c'è posto. Non c'è posto. L'apparenza, l'egoismo e il narcisismo devono essere lasciati fuori dalla porta. Quello a cui invece va dato spazio è quello
del produrre frutti. Questa è la cosa importante. Il metro di misura con cui verremo pesati, misurati, valutati, sono la qualità e la quantità dei nostri frutti. Non da quante belle parole abbiamo detto, non da quante volte siamo venuti al culto, non da quante volte abbiamo fatto un'evangelizzazione, tutte cose nobili, apprezzabili, giuste, assolutamente giuste, ma il peso verrà stabilito rispetto ai frutti. E concludo lasciandovi questi versetti che si trovano nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che esprimono, mi auguro, il significato dei buoni frutti a cui il Signore fa riferimento, che il Signore apprezza. Matteo 25, da 31 a 40. Ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, riceverete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiera e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno, dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? E quando ti abbiamo visto forestiero ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito? E quando ti abbiamo visto infermo o in prigione siamo venuti a visitarti? Il re, rispondendo, dirà di loro: in verità vi dico, tutte le volte che avete fatto questo a uno dei miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Amen. Grazie Silvano, grazie al Signore. Attenzione quindi alle trappole. Facciamo molta attenzione. Possiamo trovare queste trappole anche in chiesa. Attenzione. Approfitto per salutare chi anche ci ha scritto su YouTube, Libera, Karen, Claudia, Isabella, ma anche chi non ha scritto perché magari non lo sa fare oppure è più timido. Vi salutiamo anche a voi. E dopo Claudia ci lascia 2 versetti dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, ma è nel gruppo WhatsApp della Chiesa, quindi potete leggere tranquillamente dopo. Ebrei 10, 24 e 25. E vi salutiamo dicendovi che ricordatevi che Gesù Cristo è davvero tanto grande e non c'è un altro uguale a Lui. Dopo questo canto, buona domenica a tutti. Amen. Gesù Cristo è tanto grande, non c'è un altro uguale a Lui. Egli è il Dio dell'impossibile, ogni